Chiudiamo questa puntata di Verde a Nord-Est dalla Riviera del Brenta. Ci troviamo precisamente a Dolo, siamo ovviamente in provincia di Venezia, siamo qui per la presentazione di una guida un po' speciale. Io ho qui accanto a me l'autore, diamo il benvenuto a Paolo Mameli. Allora, io ho sfogliato questa guida passeggiando per la Riviera del Brenta. È una guida un po' speciale, me lo dica lei perché? Allora, diciamo un po' speciale, primo perché è la terza di una collana che si chiama proprio Passeggiando per, e ha due precedenti dedicati a Venezia. Questa è la prima guida, almeno così, di questo concetto fatta sulla Riviera, perché è una guida che dovrebbe, almeno nelle intenzioni, aiutare a scoprire proprio la Riviera, non solo quindi a vederla freddamente attraverso una guida che mi dà una montagna di nozioni e nulla di più. Allora, io ringrazio Paolo Mameli, l'autore di questa guida Passeggiando per la Riviera del Brenta, ma dove si può trovare questa In questo guida? momento la troviamo nelle edicole per una decina di giorni, dopodiché entrerà il normale circuito librario, quindi la si trova nei bookshop, nelle librerie, da qualsiasi parte, nei banchetti dove vendono le guide. E per la presentazione di questa guida non è stata scelta a caso Dolo. Noi siamo in compagnia, diamo il benvenuto all'assessore al turismo del comune di Dolo, Mario Vescovi. Allora, assessore, intanto io vorrei partire proprio da questo luogo che abbiamo alle nostre spalle, un luogo storico che insomma solo questo meriterebbe una visita. Sì, sicuramente questo è lo Squero, l'antico Squero di Dolo, un posto unico, ce n'è uno a Venezia e c'è questo di Dolo. Qui ovviamente è ben conosciuto da tutti, venivano riparate le barche nell'antichità e non fino a molti anni fa, perché diciamo nel primi Novecento venivano ancora restaurate le barche. Questo è il nostro, diciamo, è un gioiellino, il nostro salotto, diciamo, ecco. Ci teniamo sempre a fare gli eventi più belli in questa location perché è un posto che veramente merita. La Riviera del Brenta, parlavamo prima, sta avendo e ha avuto un rilancio importante grazie insomma, al lavoro fatto anche dai comuni. Al lavoro di tutti quanti i comuni, perché siamo riusciti a istituire questo tavolo sul turismo della Riviera del Brenta, al quale partecipano tutti i comuni, stiamo facendo rete, non esiste più il campanilismo che fino a qualche anno fa c'era fra i vari paesi della Riviera del Brenta. Si iniziano a vedere i primi risultati di questo lavoro, cominciano ad arrivare nuovi turisti che prima non venivano in Riviera, si fermavano a Venezia e basta. Adesso la Riviera del Brenta comincia ad essere molto appetibile per i servizi e per quant'altro stiamo offrendo, in termini anche di eventi, questo è un esempio. Questa sera verrà presentata la prima guida turistica sulla Riviera del Brenta, la prima di una serie che arriveranno. Allora, assessore, per far capire alle persone che ci seguono da casa quanto importante è il turismo per questa zona, noi abbiamo queste due ragazze che sono l'esempio di come anche i giovani possano trovare un'opportunità. Allora diamo il benvenuto a Leggo Greta Gambaro. Sì, piacere. Di dove sei? Di Oriago. Di Oriago, quindi qui vicino. Anche tu sei invece? Veronica Bonso. Di dove sei? Dolo. Di Dolo. Allora, che studi avete fatto, ragazze? Stiamo frequentando la scuola turistica qui a Dolo, il Lazzari. A che anno siete? Al terzo, stiamo per andare in quarta. E siete qui questa sera perché? Per promuovere questa manifestazione lungo la Riviera del Brenta. Quindi durante i vostri studi avete la possibilità anche insomma, di cimentarvi proprio sul campo? Sì, certo. Grazie ragazze e buon lavoro. Grazie mille. Insomma, vedere dei visi così sorridenti, insomma, penso che anche per un turista che venga qui sia bello, no? Sia importante. Diciamo che stiamo lavorando molto con la collaborazione degli istituti scolastici locali che si occupano di formazione turistica. Il Musatin è un esempio con il quale da sempre abbiamo cercato di coinvolgerli anche per far assaporare ai ragazzi quello che potrebbe essere un ambiente di lavoro futuro. E dopo con la collaborazione della Proloco, che per noi è fondamentale perché proprio grazie alla collaborazione della Proloco riusciamo a realizzare certi eventi. Infatti li vediamo qui al lavoro, insomma Sì, volontari, sì, per sì, cui insomma volontari, doppiamente bravi. Quindi è veramente un plauso a queste persone che si dedicano e a volte spesso sacrificano le loro giornate di ferie per venire qui a lavorare. Grazie all'assessore al turismo di Dolo, Mario Vescovi, grazie. Incontriamo qui a Dolo anche Giorgia Andreuzza, assessore al turismo della provincia di Venezia. Allora, assessore,
Vediamo una Riviera del Brenta particolarmente viva, piena di iniziative, questa ma anche, ricordiamo, Riviera Fiorita. Beh, la Riviera del Brenta ritengo che sia un posto davvero speciale, uno di quei luoghi dove il Naviglio, passeggiando, lo si riesce a vedere tutto aperto, a differenza per esempio degli altri nostri fiumi che hanno alti argini. Qui proprio è una luce che si apre, si riflette su tutte le eccellenze, le ville, il panorama. Devo dire che in questi ultimi anni si sta facendo un lavoro importante, i comuni in particolare che si sono uniti nell'Unione dei Comuni, ma assieme alla provincia, alle regioni, alle categorie, proprio per rafforzare quello che è il brand della Riviera del Brenta come prodotto turistico. Questo è molto importante perché i singoli comuni sono deboli, mentre invece il prodotto Riviera può essere molto forte, considerandola per esempio anche dalla provincia di Padova. Riviera Fiorita è sicuramente l'evento storico più importante, in questa edizione siamo ai 35 anni di Riviera Fiorita, per cui un importante compleanno. Devo dire difficile in particolar modo quest'anno da realizzare perché le difficoltà economiche, la congettura che ha toccato tutti ha chiesto un enorme sforzo, però la forza dei volontari in particolare che sono da ringraziare, per cui la popolazione a cui tiene ha un forte legame con questo evento ha fatto sì che siamo riusciti a realizzarlo. Devo dire che è uno spettacolo unico davvero e merita davvero di essere conosciuto molto di più, tenendo conto che anche l'anno scorso ha fatto i suoi 100.000 presenze. Grazie a Giorgia Andreuzza, assessore al turismo della provincia di Venezia. E mentre qui ad Olo scende la sera, continua questa serata dedicata alla presentazione di questa guida dedicata a questo territorio, la Riviera del Brenta, una perla del territorio veneziano, un luogo fatto d'acqua ma anche di terra. Noi siamo in compagnia e chiudiamo questa puntata insieme a Lucio Gianni, assessore provinciale all'agricoltura di Venezia. Insomma, un territorio unico e completo. Assessore, c'è anche l'enogastronomia. Sì, beh, guarda, allora come dico spesso la provincia di Venezia è stretta e lunga. Proprio nel fatto che è stretta e lunga ha la possibilità di offrire molti prodotti tipici. Noi partiamo dal nord della provincia, abbiamo dell'ottimo vino, poi andiamo giù. Noi abbiamo addirittura la possibilità di avere 3 tipi di radicchi. Abbiamo il radicchio di Castelfranco, il radicchio di Treviso e il radicchio di Chioggia. Sembra strano, ma proprio il radicchio di Castelfranco e di Treviso, pur essendo fuori provincia, il grosso della potenzialità della produzione è proprio in provincia di Venezia. Poi abbiamo 4 tipi di asparagi, abbiamo le carote, abbiamo le patate, abbiamo le cipolle, abbiamo il miele che viene fatto. Quindi la nostra provincia è ricca di prodotti tipici e unici. La Riviera del Brenta si pone proprio a metà. Ecco, questa sera vogliamo noi, nel momento in cui presentiamo questa guida, diciamo la Riviera si presenta come momento di rilancio di quello che è il turismo, non solo legato alla spiaggia, legato a Venezia, ma legato a tutto il territorio che circonda Venezia. Quindi vogliamo dimostrare che la nostra provincia è ricca di proposte alternative di turismo e di turismo anche enogastronomico, culturale, artistico. E questa serata, proprio qui in Riviera, dimostra tutta la potenza e la potenzialità che noi abbiamo in provincia. La stranezza è che nel momento in cui abbiamo la possibilità di dimostrare tutta la grandezza della provincia, proprio nel momento in cui hanno deciso, perché è moderno, ormai hanno detto alla gente che bisogna chiudere le province, proprio nel momento che stiamo chiudendo le province. È strano, ma purtroppo, però finché ci siamo dobbiamo dimostrare tutta la grandezza del nostro territorio. Assessore, vogliamo ricordare le prossime iniziative che ci saranno sul territorio veneziano che riguardano sempre l'enogastronomia? Allora, intanto ricordiamo che è appena finita una festa molto importante a Mirano, che è la festa dell'agricoltura, dove c'è stata la possibilità di dimostrare appunto quello che ho appena detto, tutta la potenzialità, le possibilità che ha il nostro territorio di proporre frutti della terra unici nel loro genere. E se poi parliamo i radicchi, diciamo che siamo noi nella nostra provincia, siamo i leader assoluti a livello nazionale, non stiamo parlando proprio, cioè la nostra provincia a livello di radicchio di Chioggia, Treviso, Castelfranco è la prima provincia a livello di produzione di questo prodotto.
Bene, sicuramente abbiamo detto agli amici che ci seguono da casa qualcosa che forse ancora non sapevano. Grazie a Lucio Gianni, assessore all'agricoltura della provincia di Venezia. E ci vediamo la prossima settimana, stessa rete, stesso orario, tra 7 giorni. Grazie, grazie assessore.